Mi confronterò con agricoltori e comitati, così l'assessore regionale Renato Chisso sul tracciato della TAV, ma la protesta continua a salire. Assemblea, Caposile e Astretti. Buonasera da Venezia, bentrovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est. In primo piano dunque la questione della TAV, argomento che domani approderà alla Commissione Trasporti a Roma. Intanto sul territorio sale la protesta dei comitati contro il tracciato litoraneo, ma l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso apre alle trattative e dice nulla è ancora deciso. Sentiamo le sue parole nel nostro servizio d'apertura. Riunioni, assemblee, manifestazioni, i comitati contro la TAV litoranea sono sul sentiero di guerra. Il tracciato basso, confermato a Caposile che andrebbe a tagliare la campagna fino a Sandona, non piace proprio. Si chiede il ripristino del percorso originario, quello lungo la 4. In queste ore i cittadini si stanno trovando in assemblee da Caposile a Stretti di Eraclea, in vista della manifestazione dei trattori che dovrebbe essere organizzata a Sandona i primi di dicembre. Sarebbe un impatto ambientale devastante, tuonano i promotori del comitato L'Altra TAV, una gettata di cemento in una zona di campagna che distruggerebbe tutto. Non ci stanno e continuano la raccolta di firme per dire no a questo tracciato, ma l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso a sorpresa annuncia che nulla è deciso ed apre un tavolo di confronto con istituzioni e organizzazioni del mondo agricolo, non appena si avrà, dice, il progetto preliminare in mano. Non c'è nulla di definitivo, ci confrontiamo e faremo insieme di far sì che l'opera sia la migliore possibile. Insomma, nulla è ancora deciso, fa sapere l'assessore. Una speranza per i comitati che non intendono comunque mollare. Devono ascoltarci, hanno ribadito più volte. La TAV del Veneto orientale sembra un argomento tutt'altro che chiuso e domani intanto l'argomento verrà discusso a Roma in Commissione Trasporti della Camera.